Cari amiche e cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui quest'oggi per tenere a battesimo una rubrica dedicata a Confartigianato Vittorio Veneto. Con questa trasmissione vogliamo informarvi su quelle che sono le iniziative di Confartigianato Vittorio Veneto e anche sulle attività istituzionali che Confartigianato porta avanti insieme ad altri partner e ad altre realtà locali. Do subito il benvenuto al nutrito parterre di ospiti che abbiamo il piacere di avere qui oggi, sia da remoto sia in collegamento. Quindi do subito il benvenuto a Corrado Bagliana, vicepresidente di Confartigianato Vittorio Veneto. Benvenuto, ben trovato. Buonasera, grazie. Poi accanto a lui Silvano Piccin, componente di giunta di Confartigianato Vittorio Veneto, ben trovato. Grazie, ben trovato a voi. Nella parte sottostante i due ospiti in presenza abbiamo Stefano Garibbo, responsabile dell'area contrattuale e lavoro di Confartigianato Marca Trevigiana, ben trovato. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo Dulcis in fundo Susanna Picchi, dirigente scolastico dell'Istituto Città della Vittoria che ha sede qui a Vittorio Veneto. Ben trovata. Grazie. Allora, con tutti questi ospiti, in questa prima puntata di questa rubrica dedicata a Confartigianato Vittorio Veneto, parleremo di apprendistato duale. Che cos'è? Di che cosa si tratta? Lo scopriremo tra poco. Ma prima io chiederei a Corrado Bagliana, appunto lo ricordo, vicepresidente di Confartigianato Vittorio Veneto, così chiederei come mai Confartigianato ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, un'avventura multimediale, direi così, perché insomma siamo in onda sui vari social, non solo della Tenda TV, ma anche di Confartigianato Vittorio Veneto. Perché avete deciso di compiere questo importante passo? Perché un'associazione come la nostra, che sono quasi 70 anni che è presente sul territorio e che è nota per essere l'associazione del fare, no? Quindi abbiamo appunto ritenuto che questo fare andava un po' descritto e raccontato ai nostri soci. Una cosa che noi non abbiamo veramente mai fatto, però oggi, vista anche la situazione e anche la difficoltà di essere presenti fisicamente, dato il periodo della pandemia, con tutte le difficoltà del caso, abbiamo appunto ritenuto di utilizzare questi strumenti per poter continuare a dialogare e a far conoscere le nostre attività ai nostri soci, alla cittadinanza e al nostro territorio. Un'operazione di comunicazione, insomma, nei confronti della cittadinanza. Sì, della cittadinanza, dei cittadini appunto del nostro territorio, che è abbastanza ampio, non è solo Vittorio che è il capoluogo del mandamento, ma noi insomma abbiamo una competenza territoriale che va da Miana a Cordignano, quindi tutta la Pedemontana, che ci vede sempre partecipi attivi in tutte le iniziative necessarie e utili per il sostegno delle nostre imprese. Ecco, Confartigianato è un marchio storico, un'associazione di categoria storica, non ha bisogno di presentazioni, ma se chiedessi a Bagliana proprio in estrema sintesi, descriviamo l'attività, le molteplici attività di Confartigianato. Ecco, noi siamo presenti un po' a 360 gradi, nel senso che oltre alla classica, seppur importantissima, consulenza fiscale, paghe e così via, siamo presenti per quanto riguarda l'aspetto appunto dell'assistenza sulle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro. Ad esempio recentemente ci siamo impegnati moltissimo e abbiamo creato assieme all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto un progetto di sostegno alle imprese in difficoltà data la situazione del Covid, iniziativa che peraltro poi è stata mutuata anche in buona parte degli altri comuni del territorio. Ad esempio in questo momento stiamo lavorando molto per quanto riguarda la consulenza sui bandi, i bandi europei che permettono a molte imprese di attingere a risorse importanti che permettono le stesse di essere più competitive nel mercato, di migliorare la propria capacità anche tecnologica. Quindi
siamo fortemente rivolti a questa visione di consulenza non solo che esce un po' dai canoni tradizionali e che entra quindi nelle problematiche più attuali e future. Insomma. Quindi a 360 gradi, servizi a 360 gradi. Ecco, Sì, allora... sì, sì. D'altro canto, se mi permetti, il nostro core business, la nostra storia è nell'attività sindacale intesa dal punto di vista datoriale, cioè quindi la difesa e non solo la cura degli interessi delle nostre imprese e la crescita delle nostre imprese. Per questo l'importanza di questi eventi dove vogliamo far vedere, portare a conoscenza dei più le opportunità che oggi ci sono nel fare impresa, ma anche nel vivere, cioè, ad esempio nella scuola, come in questo caso, è un'opportunità incredibile il confronto tra associazioni di categoria e scuola che permettono di far crescere la scuola, cresciamo noi nel confronto e soprattutto diamo ai ragazzi la possibilità di conoscere un mondo che magari è distante per loro. Grazie Balliana. Abbiamo parlato di scuola, prima in sede di presentazione ho presentato appunto la preside di un istituto scolastico di Vittorio Veneto, quindi l'Istituto Città della Vittoria, e appunto vogliamo partire con questo viaggio di questa rubrica parlando di futuro. Parlando di giovani, la mettiamo già in prospettiva, ok? Poi magari nelle prossime puntate ci sarà anche occasione di guardare un po' al passato, ma vogliamo proprio partire con uno sguardo rivolto al futuro. E quindi parliamo, come vi dicevo prima, di apprendistato duale. Che cos'è l'apprendistato duale? Lo chiedo appunto a Susanna Picchi, dirigente scolastico dell'Istituto Città della Vittoria di Vittorio Veneto. Sì, bene, apprendistato duale, il termine è stato coniato dai tedeschi sostanzialmente e poi noi italiani lo abbiamo imitato. Nel nostro caso specifico parliamo di un apprendistato duale per le scuole superiori e questo è possibile dal 2015 con un decreto legislativo appunto che è nato nel 2015 con il Jobs Act, tra l'altro, quindi l'81 del 2015, e da quel momento in poi c'è stata la possibilità per i ragazzi delle scuole superiori, su progetto chiaramente, di poter conseguire il diploma di Stato di quinta superiore attraverso anche l'apprendistato. Quindi è un apprendistato particolare, nel senso che intanto è di primo livello, e comunque coinvolge i ragazzi volendo dalla seconda superiore in su. Nel nostro caso abbiamo optato per la formula che invece come dire, parte con i ragazzi di quarta, i quali potranno fare in quarta e quinta, avrebbero fatto delle settimane in PCTO, cioè in alternanza scuola-lavoro, invece di farle in alternanza scuola-lavoro le faranno in apprendistato. Allora, quindi stiamo parlando di formazione, di un certo tipo di formazione sul campo, diciamo così, presso le aziende e allora le chiedo subito quanto importanti sono queste esperienze per i ragazzi? Noi abbiamo pensato a questo progetto in quanto riteniamo che questa formula aiuterebbe i ragazzi a motivarsi. A volte arrivano in quarta che sono demotivati, cioè non hanno più quell'entusiasmo che avevano all'inizio. Sapendo di passare una parte della loro formazione non solo sui banchi ma anche presso le aziende, questo motiva parecchio. Nel senso che chiaramente l'idea è di mandarli in aziende come dire, che hanno tutto l'interesse a curarli nella formazione, una formazione che in parte svolgeremo a scuola anche nei nostri laboratori, ma certamente parlo per l'Ipsia di Vittorio Veneto, che è un istituto diciamo a valenza meccanica ed elettrotecnica, per capirci. È chiaro che lavorare nelle aziende è per loro molto più bello e interessante che lavorare in un laboratorio che casomai è di 50 anni fa, perché purtroppo noi abbiamo anche strumentazione obsoleta che costa molto ed è per noi molto difficile aggiornarla.
Ecco, è importante questo aspetto, il fatto che ai ragazzi venga permesso di fare delle esperienze non solo all'interno dei laboratori, appunto quelli classici, canonici della scuola, ma diciamo la scuola va all'esterno, possiamo riassumerla così, giusto? Sì, nel senso che la formazione interna è quella dell'azienda e la nostra formazione, quella che forniamo a scuola, viene definita nell'apprendistato chiaramente e viene definita come formazione esterna. Le settimane di formazione saranno sempre 33 come è l'anno scolastico, però 22 a scuola e 11 in azienda. Questo per ogni anno scolastico. Ecco, grazie al dirigente scolastico. Passerei a Stefano Garibbo, lo ricordo, responsabile dell'area contrattuale e lavoro di Confartigianato Marca Trevigiana. Allora, diciamo, a Vittorio Veneto si parte con questa esperienza, però non è la prima volta, ci sono altre realtà qui sul nostro territorio, giusto? Sì, l'iniziativa qui dei colleghi di Vittorio Veneto, d'intesa con la scuola, con l'IS di Vittorio Veneto, porta il duale anche qui in questo territorio, in un progetto che come Confartigianato stiamo portando avanti in tutta la nostra provincia. Finora l'apprendistato duale è stato vissuto con scuole più, diciamo, con un livello, con il CFP, insomma, per capirsi, che non arrivavano a maturità come questi ragazzi. E in quel tipo di scuola abbiamo già maturato una certa esperienza. Fate conto che in un anno in provincia di Treviso si firmano 250 contratti di apprendistato duale e 1500 a livello Veneto. Quindi Treviso comunque rappresenta un quinto di tutti gli apprendistati duali che, come ricordava la preside Picchi, si possono, per fortuna diciamo noi che rappresentiamo le imprese, finalmente anche in Italia, far firmare, ossia che uno studente, magari soprattutto in scuole con un certo indirizzo legato al mondo del lavoro, diventano contemporaneamente studenti e dipendenti. Dicevo, l'esperienza finora è stata sviluppata con scuole con un livello di istruzione più basso di quello che offre l'IS di Vittorio Veneto ai suoi studenti, e l'obiettivo che abbiamo come Confartigianato era proprio sbarcare su queste scuole, sugli IPSE, diciamo come si chiamavano magari una volta, mettiamola così, o anche adesso, dove i ragazzi hanno scelto questi indirizzi perché vogliono appunto lavorare nel Made in Italy, cioè nel manufatturiero, piuttosto che nell'installazione di impianti, che vuol dire abbracciare un mondo che va dall'elettricista e ben oltre, e poter avere la fortuna di condividere questi percorsi di studio, accompagnare questi ragazzi a conseguire la maturità in questo caso, è la vera novità. Sono pochissime le scuole, ne parlavamo anche prima con la preside, che a livello Veneto, pur potendo, non sono ancora riuscite ad attivarlo. Noi come associazione stiamo facendo di tutto perché questo accada. Qui c'è il mix perfetto perché sono territori, tutti i comuni di cui parlava prima il presidente Bagliana, sono tutti comuni che contengono quantomeno un'azienda del Made in Italy o di installazione di impianti, mettiamola così. Quindi abbiamo la possibilità, che magari altri territori non hanno, di dare un'azienda praticamente dietro la casa del ragazzo e di far conoscere il mondo delle nostre aziende, aprirlo anche alle famiglie e oggi, tramite anche questa occasione che ne stiamo parlando sui social, sui media, far capire anche che le aziende che rappresentiamo, ma in generale la piccola impresa, è molto lontana dai stereotipi che magari ci sono, e vedere le tecnologie che inevitabilmente devono possedere per competere sul mercato è un'occasione che arricchisce sicuramente gli studenti in questo percorso, ma anche le aziende che possono vedere giovanissimi al loro interno. Ecco, le chiedo, voi che tipo di feedback avete avuto in questi anni, sia dagli studenti sia dalle aziende? Ma i feedback sono assolutamente positivi, nel senso che i ragazzi hanno trovato appunto entusiasmo perché hanno potuto, sulle materie che vengono assegnate di istruzione da fare in impresa, in buona sostanza, misurarsi appunto su situazioni reali, su tecnologia, piuttosto tra virgolette che su cantieri, perché con queste formule per certe aziende appunto di installazione di impianti, elettricisti e dintorni, si va proprio in cantieri veri dove vengono installati i macchinari e le cose. Quindi ragazzi, assolutamente positivo, e anche le imprese, perché ovviamente sappiamo benissimo Treviso è al 7° posto da una recente indagine di Confartigianato in tutta Italia, quindi compete con grandissimi centri in termini di occupabilità.
quindi noi siamo quasi al massimo dell'occupabilità, nonostante anche il periodo, soprattutto il manufatturiero, la ricerca, quindi la possibilità di attingere anche su giovanissimi per presentare le proprie aziende è un'occasione anche di favorire un mercato del lavoro che faccia fare delle esperienze ai ragazzi per gli studi che stanno facendo. Dispiacerebbe a noi che un ragazzo che è iscritto a questa scuola magari vada a fare, tra virgolette, dei lavoretti che non sono coerenti con quello che sta studiando. Con questa formula riusciamo a coniugare questo e quello. Aprite la strada, diciamo così. Esatto. Ecco. Allora, quindi abbiamo parlato, abbiamo sentito la preside, abbiamo sentito la voce di Confartigianato Marca Trevigiana, sentiamo anche diciamo, la voce di un'azienda. Ecco, e quindi abbiamo appunto collegato con noi Silvano Piccin, lo ricordo, componente della giunta di Confartigianato Vittorio Veneto. Allora, con quale spirito, insomma, vi apprestate a dare il via a questa iniziativa anche a Vittorio Veneto? Allora, buongiorno a tutti. Lo spirito è quello di condividere il più possibile tra l'associazionismo e la scuola un percorso che credo sia doveroso in questi tempi, perché l'unione fa la forza. Da soli non si va da nessuna parte, dunque bisogna unire le forze e condividere questo per un obiettivo comune nel territorio. Non per ultimo, la dirigente scolastica Picchi ha voluto istituire un comitato tecnico-scientifico per cercare di aggregare il più possibile i vari attori di questa cosa per un risultato il più ampio possibile. Questa è una nuova esperienza per Vittorio Veneto, Confartigianato Vittorio Veneto. Per la dirigente scolastica Picchi non è la prima esperienza, ma l'ha fatta in un altro territorio. Noi contiamo molto di unirci e di portare il più grande contributo per i nostri associati, e che questi ragazzi, giustamente come riferiva prima, trovino un entusiasmo di frequentare le nostre aziende artigiane, che comunque sono un buon tessuto sociale. Ecco, che tipo di esperienza, se posso chiedere così, ha avuto con i giovani in questi anni? Cioè, secondo me sfattiamo anche un po' il mito così che insomma i giovani non hanno voglia di fare niente, i giovani sono sempre demotivati, eccetera. Allora, Giusto? certo, no, posso sfatare sicuramente. Allora, personalmente, visto che apporto una esperienza vissuta, noi abbiamo ospitato in un'azienda più di qualche figura non dell'Ipsia, ma dell'istituto tecnico che fa parte comunque dell'Istituto Città della Vittoria, e posso garantirle che ne abbiamo ospitati 4 o 5 nei vari anni, e dobbiamo sfatare sicuramente che non hanno voglia, sono motivati, vogliono crescere, fanno domande. Dunque io, per l'esperienza che posso portare personalmente per quelle persone che abbiamo avuto in azienda, sono veramente motivate. Non abbiamo ancora fatto esperienza nella parte produttiva, speriamo di farla a brevissimo, però sfatiamo sicuramente questo mito che non hanno voglia di imparare. Secondo me i ragazzi bisogna parlare diversamente e coinvolgerli il più possibile. Si trova del buon tessuto. Ecco, questo anche, immagino, per intercettarli appunto prima che finiscano gli studi, cioè avviarli già verso una strada, giusto? Diciamo che credo che sia un dato di fatto che le aziende oggi hanno sempre più bisogno di intercettare manodopera specializzata il più presto possibile. Questo credo che sia una forma principe di poterli avere per tempo, coltivarli, seguirli, e al termine dei loro studi averli già inseriti e pronti per poter operare nelle nostre aziende. Diciamo che credo che questo sia un format che sia veramente vincente, e speriamo che prenda veramente un piede giusto o sempre di più. Ce lo auguriamo proprio. Prima di tornare dalla preside, perché ho ancora qualcosina da chiedere, chiederei anche a Corrado Bagliana. Allora, avete deciso di intraprendere questa sfida, insomma, adesso bisogna giocare.
beh, certo, ma a noi piace tanto giocare, giochiamo sempre sul serio, quindi sì, diciamo che diciamo, il rapporto con la scuola per noi è veramente strategico. E ringrazio tantissimo la preside Ticchi perché ci dà questa opportunità di collaborare che è veramente importante. Ci saranno altri temi che andremo ad affrontare nel prossimo futuro, grazie a voi della tenda, e saranno appunto il racconto di quello che noi stiamo facendo e faremo nel nostro territorio a favore delle nostre imprese. E quindi ci saremo e saremo ben attivi nel raccontarci. Molto bene, molto bene. Allora, riapro la linea con la preside. Prima è stato detto, è stato accennato che lei ha avuto altre esperienze pregresse, diciamo, che riguardano appunto queste forme di apprendistato duale. Che feedback appunto ha avuto, quali esperienze ha potuto toccare con mano e poi c'è stata la soddisfazione da parte di studenti e aziende al termine del percorso? Sì, l'esperienza che ho fatto io come dirigente risale al 2016, 2017, 18, 19, in cui appunto ero preside a Treviso al Giorgi Fermi ed era partita la sperimentazione di questa nuova modalità. Il primo anno avevamo un paio di classi e l'anno dopo tutte le quarte hanno aderito al progetto di apprendistato che all'epoca si chiamava Apprendistato Nord-Est. È stata un'esperienza molto importante, anche molto impegnativa chiaramente, perché si è dovuto riprogettare tutta la didattica, però devo ringraziare Confartigianato pubblicamente perché loro ci hanno supportato, ovviamente parlo di Confartigianato Treviso, ma il dottor Garibbo era presente anche all'epoca, ci hanno supportato moltissimo, soprattutto per le parti che noi non conoscevamo, quindi la parte contrattuale e quant'altro, ma anche la gestione del piano formativo, perché ogni studente ha il suo piano formativo. Gli alunni sono stati tutti soddisfatti, contenti, rarissimamente abbiamo dovuto cambiare azienda, in qualche caso chiaramente insomma, succede nell'alternanza scuola-lavoro, non vedo perché non debba accadere anche qui, però direi soddisfazione massima. E quindi un centinaio di alunni, i quali poi alcuni o molti, adesso io non so gli esiti finali perché io poi sono andata via, ma molti sono rimasti nelle aziende perché il contratto di apprendistato parte in quarta, ma si può portare avanti anche oltre il diploma, per chi è interessato ovviamente. C'è qualche aspetto tecnico che vogliamo dare, magari, non lo so, appunto abbiamo detto, i ragazzi intraprendono questa strada, è una strada retribuita, come funziona? Anche diamo qualche elemento pratico forse, perché? Sempre io, perché sì, qui abbiamo un esperto. Poi adesso, Comunque, io per quello che ho capito, i ragazzi vengono assunti, quindi hanno un contratto di lavoro e sono in quarta superiore. Iniziano la quarta con questo contratto, vanno in azienda e la formazione che loro fanno a scuola chiaramente è gratuita, certo. Ma la formazione che fanno in azienda viene retribuita con il 10% della loro busta paga. Le ore lavoro che fanno in più, nei vari periodi che possono lavorare, quelle sono ore retribuite pienamente. Esatto, ecco, e adesso il dottor quindi... Garibbo è decisamente più esperto esatto, di diamo qualche altro elemento allora. No, beh, la dottoressa Picchi, anche perché appunto per i trascorsi che abbiamo sull'apprendistato oramai ha già perfettamente inquadrato l'elemento retributivo. Qui i ragazzi vengono appunto assunti, sono proprio dipendenti, magari a loro non può interessare molto, ma ad esempio a livello previdenziale si apre la loro posizione pensionistica a 17 anni, quindi magari anche questi circa 2 anni, perché poi sono circa 2 anni, partirà da ottobre 22, sono 3/3 di questo istituto, diciamo indicativamente ottobre 22 prenderanno la maturità a giugno 24, quindi abbiamo questo primo periodo formativo del contratto che li accompagna alla maturità. Durante questo periodo, come ha detto già la preside, hanno appunto le ore, l'ha già detto lei perfettamente, quindi hanno una retribuzione per tutte le ore che fanno in presenza nell'azienda, mettiamola così, a differenza di un'alternanza che è stata anche criticata a volte per questo aspetto, quindi
E per noi come associazione è sicuramente molto meglio andare nella direzione dell'apprendistato duale, sia perché c'è un riconoscimento formale e anche perché fa selezione tra gli imprenditori, perché come dicevano i miei dirigenti, noi qui selezioniamo i migliori imprenditori, quelli che veramente ci credono, perché qui non è aprire le porte 2 o 3 settimane, che è pure una cosa importante, qui vuol dire condividere un tratto di vita di un ragazzo, un tratto di vita di un'impresa, perché in 20 mesi possono cambiare tantissime cose in un'azienda, e quindi è un investimento importante che l'imprenditore fa. Ribadisco, anche per l'impresa è una formula perfetta, perché i ragazzi qui sono totalmente contrattualizzati, sono equiparati a un dipendente, quindi assicurazioni INAIL, le assicurazioni private che hanno tutte le imprese, tutta la normativa sicurezza è precondizione. Noi stiamo facendo addirittura i corsi a questi ragazzi a scuola, per quello che si può fare a scuola, ma tutto il resto le aziende devono fare come sempre fanno ovviamente, ma ancora di più, cioè è una precondizione l'elemento della sicurezza. Però questo dà anche in cambio la garanzia all'impresa di poterli portare banalmente in trasferta. Qui parliamo di elettricisti, questi ragazzi potranno partire la mattina nei periodi che vengono assegnati di formazione in azienda, rientrare la sera equiparati a dipendenti che l'azienda già ha. Poi c'è il vantaggio dell'estate prossima, dell'estate 2023, insomma, in cui finite il vantaggio del duale è che il rapporto è sempre in essere, quindi è sempre regolare che l'azienda chieda presenza dello studente in ditta. E quindi più ore si fanno in ditta, più sarà alta la retribuzione. Chiaramente tutte le pause della scuola, in particolare quelle estiva, ma anche quelle natalizie e pasquali, saranno occasioni per arricchire di ulteriori momenti di formazione in azienda, retribuiti ovviamente, e per i mestieri che insegniamo noi, parlava di specializzati non ci si inventa, serve veramente un percorso lungo, quindi poter con un suo ragazzo seminare per questi 20 mesi un trasferimento di competenze coerenti a quello che già studiano a scuola e quello che l'azienda è leader sul mercato, può creare una base veramente per avere un operaio specializzato domani, ma magari anche un imprenditore domani, perché noi crediamo anche in questa formula, perché molti degli imprenditori nostri associati ovviamente prima magari hanno avuto periodi anche così e poi un'azienda l'hanno portata avanti loro. Torno un secondo dalla preside Picchi, solo per così sfatiamo. I docenti che cosa fanno mentre gli studenti sono impegnati nell'apprendistato? Beh, gli insegnanti sono impegnati nel progettare delle unità di apprendimento che cioè devono cambiare completamente il loro modo di insegnare perché hanno dei periodi di sospensione. Ma durante i periodi di sospensione loro possono comunque inviare materiali ai ragazzi, visto che la didattica a distanza l'ha fatta da padrone in questi ultimi 2 anni, quindi sicuramente manterranno i rapporti con gli studenti, faranno visite in azienda e eventualmente con l'azienda, perché chiaramente tutto l'interno e tutto l'esterno si parleranno in più occasioni per fare in modo che il ragazzo segua, tra virgolette, un programma anche in azienda. E quindi che lo si possa per esempio valutare o a scuola o in azienda direttamente. Questo è quello che faranno, poi chiaramente saranno impegnati nel seguirli. Ecco. Mi aggiungo una novità dell'altro giorno, il venerdì 22 c'è stata una riunione a livello regionale online di tutte le scuole interessate all'apprendistato per creare la rete Apprendistato Veneto. Questo perché appunto l'idea è quella che noi che abbiamo già sperimentato facciamo un po' da apripista, ma saranno molte di più le scuole che aderiranno dall'anno prossimo. In quella riunione c'erano una 90ina di istituti, tutti del Veneto, dei quali molti professionali, quindi senz'altro c'è un'apertura in questo, ecco. Questo senza dubbio è molto molto interessante. Allora, siamo quasi in chiusura, farei chiudere il giro proprio con 2 battute a Confartigianato Vittorio Veneto. Prima un flash a Silvano Piccin, che cosa si augura appunto dalla partenza di questo nuovo progetto che vi vede protagonisti? L'auspicio è quello che sia veramente una cosa innovativa e che sia piena di soddisfazione. Chiaramente noi come Confartigianato Vittorio Veneto siamo ben entusiasti di partecipare a questa partenza, diciamo, a questa apripista
che sicuramente ci porterà delle grandi soddisfazioni e cercheremo di interagire il più possibile perché questa cosa si allarghi ad altre realtà anche territoriali. Dico, secondo me la squadra è molto buona e nutrita e ben motivata per un obiettivo comune che è il bene dei ragazzi e chiaramente delle nostre imprese del territorio. E immagino che appunto il bene dei ragazzi accomuni tutti voi e quindi Corrado Bagliana in chiusura. Bene, a me non resta che ringraziare tutti quanti della partecipazione a questa interessantissima puntata, prima puntata di questa nuova Battesimo, battesimo. esperienza. Battesimo, sì, è giusto, giusto. Di questa nuova esperienza comunicativa. Grazie infinite alla dottoressa Picchi per la disponibilità dataci finora e confidiamo che questo sodalizio continui. Noi abbiamo nel dottor Garibbo, che ringrazio ugualmente, una forza di competenza e di passione su questi argomenti, perché il dottor Garibbo è una persona estremamente competente, ma anche ha moltissima passione nel seguirli. I dati poi si vedono, non sono dovuti solo all'aspetto, cioè ci vuole anche del cuore, insomma, per arrivare a raggiungere determinati obiettivi. Il nostro Silvano Piccin, che è il nostro rappresentante con delega alla scuola e ai rapporti con la scuola, in bocca al lupo Silvano, hai di fronte un bellissimo e un importante impegno. Insomma, cosa dire, auguri a tutti e grazie mille. Bene, allora io ringrazio tutti gli ospiti che hanno preso parte a questa puntata, quindi Corrado Bagliana, vicepresidente di Confartigianato Vittorio Veneto, Silvano Piccin, componente di giunta di Confartigianato Vittorio Veneto con delega ai rapporti con la scuola, Stefano Garibbo, responsabile dell'area contrattuale e lavoro di Confartigianato Marca Trevigiana e Susanna Picchi, dirigente scolastico dell'Istituto Città della Vittoria. Grazie appunto a tutti gli ospiti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata appunto di questa nuova rubrica dedicata alle attività, alle iniziative promosse da Confartigianato Vittorio Veneto. A tutti voi grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima.